Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87, eh sì, ora anche Cristiano Ronaldo ha il Covid ragazzi, anche lui positivo, non con la Juventus, con la nazionale è stato trovato positivo con il Portogallo, però sono sicuro, sono certo che anche lui ne uscirà fuori bene, ne uscirà più forte di prima. Gli auguro un in bocca al lupo nonostante i colori, perché qui non si guardano i colori, ma prima di tutto si guarda la salute, prima di tutto la salute prima del calcio. Il calcio è bello, ci fa divertire, ci fa stare tutti insieme a esultare, a gioire, a piangere. Insomma, ragazzi, però prima di tutto viene la salute. Parliamo della situazione Juventus-Napoli, perché questo ha a che fare anche su questo, perché tanti Juventini, De Laurentiis, De Luca e chi altro del Napoli, De Magistris, fanno i buffonati, chiamano, noi non siamo il Napoli, noi andiamo a giocare anche senza Cristiano Ronaldo. De Laurentiis ha chiamato invece all'ASL perché aveva due con il virus Zelinski Elmas e non voleva giocare la partita perché aveva paura. Ma quante cavolate spara? Ma la volete finire o no? Ma quando ne spara? Ma la volete finire o no? Ma cioè... Ma veramente è stato a fare? Cioè, nemmeno le sapete le cose. Ma l'avete visto voi a De Laurentiis che chiamava all'ASL? Cioè, mi fate dire, ma l'avete visto? Siete sicuri? Ne siete certi? E poi De Luca non ha detto cazzate, ha sbagliato su certe cose, ma su altre cose ha avuto più che ragione perché il Napoli stava venendo a giocare a Torino, non ha paura il Napoli stava venendo a giocare, anzi il Napoli in quel momento era anche più in forma della Juventus, anzi il Napoli se la voleva giocare questa partita, capace la vincevamo pure a Torino, ma che state dicendo? Poi è stato fermato dall'ASL, è stato bloccato, ma non tramite De Laurentiis, è stato bloccato, il Napoli non poteva andare a giocare la partita. E su questo ha ragione De Luca. Poi sul fatto che la Juventus è andata in campo, doveva farlo, perché era obbligata ad andare in campo, doveva seguire il protocollo su questo, sì. Il Napoli non l'ha seguito proprio perché è stato bloccato dall'ASL. Avete capito? No, perché il Napoli l'ha voluto fare di testa sua perché comunque il Napoli aveva giocato prima di giocare con la Juve aveva giocato col Genova che aveva 11 positivi, ragazzi, aveva tutta la squadra in campo positiva, cioè come andava a giocare il Napoli con la Juventus? Con quale certezze? Era sicuro che il Napoli non aveva nessuno positivo, è venuto fuori con i tamponi dopo e meno male, anche i primi, cioè Elmas e cosa erano prima, però dopo si è venuto a sapere che nessuno era positivo. Meno male, perché se poi erano tutti positivi contagiavano i giocatori della Juventus. Dove ha sbagliato De Luca? A fare le battute su Ronaldo, il fatto che la Juventus che è andata a fare in campo, a giocare con raccattapalle, le palle, insomma, ha sbagliato quei modi lì. Però sul fatto che il Napoli non sia andato poi a giocare la partita con la Juventus perché aveva dei positivi, era a rischio che anche gli altri giocatori erano positivi, secondo me ha fatto bene l'ASL a fermarle. Attenzione, l'ASL non è che il Napoli non è andato, è l'ASL che l'ha bloccato. De Laurentiis, che cazzo c'è in cazzo con tutto questo? Cioè, chi ve l'ha detto a voi che ha chiamato all'ASL? Voglio, ma che lavorate per l'ASL, sapete? Cioè, ma che ricito? Voglio, ma svegliatevi da soli. Questi Juventini qui sono ignoranti per me, sono ignoranti. Poi ci sono quelli che ragione dicono che la Juventus e il Napoli entrambi hanno fatto quello che dovevano fare. Il Napoli non si doveva muovere perché una volta dato dall'ASL dovevano essere obbligati a essere in quarantena, hanno fatto bene. Invece dall'altra parte la Juventus ha fatto bene anche la Juventus a scendere in campo come doveva perché sennò prendevano provvedimenti, anche la FIGC prendeva provvedimenti seri contro la Juventus, che ha fatto bene altrettanto la Juventus. La colpa è della FIGC alla fine, perché secondo me doveva intervenire con il rinvio della partita. È vero il protocollo, quello e quell'altro, ma non doveva nemmeno arrivare a far scendere la Juve in campo. Si doveva fermare subito e diceva, sta partita, mettetevi d'accordo, si rinvia, si va oltre, si decide una data e si fa. Poi c'è gente che parla, ma il Milan aveva due positive, il Verona ce n'aveva due, quell'altro, ho capito, il Napoli pure aveva due positivi, ma il Napoli ha giocato con il Genoa, il Napoli ha giocato con una squadra con 11 positivi, quell'altra squadra, quanti positivi ci avevano contro? Chi niente, chi uno, cioè, avete capito? Se no la differenza, è questa la differenza. Cioè, se non le sapete le cose, se non ascoltate,
vi invito a alzare il volume della televisione e sentite meglio. O magari avete un orecchio appilato e volete sentire solo quello che vi torna meglio alla vostra società e alla vostra squadra. Non è a me, alla vostra, perché oggi parlo io da tifoso del Napoli. Non do solo ragione al Napoli, ma do ragione anche alla Juventus. Avete sentito? Anche alla Juventus, sì. Intanto mando ancora un in bocca al lupo a Cristiano Ronaldo, così come tutti gli altri positivi, quelli dell'Inter, quelli del Verona, che guariscano tutti. La cosa migliore secondo me, ragazzi, se il campionato vuole andare avanti, è fermarsi un paio di settimane. Quelli che sono positivi al Covid guariscono tutti, stanno bene, e poi si ricomincia a giocare, perché non si può andare avanti così. Peggiora giorno dopo giorno, la cosa va solo a peggiorare. Per questo è meglio fermarci, prevenire prima e poi dopo, quando stanno bene tutti quanti, che è andato via il Covid, ritornare a giocare. E niente ragazzi, lasciate un like, un commento per farmi sapere cosa ne pensate sotto il video, ma soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Napoliello87. E con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e sempre forza Napolès, voglio.